buona serata a tutti i telespettatori, benvenuti nello studio di TV7 Match e buonasera ai nostri ospiti, ve li presento subito. Alain Luciani della Lega Nord, buonasera Luciani, grazie di essere qua, al suo fianco il professor Ermanno Ancona, buonasera professore, ordinario di chirurgia generale all'Università di Padova, il nostro editore Ermanno Casen, buonasera Ermanno, al suo fianco Giovanni Endrizzi, senatore del Movimento 5 Stelle, buonasera Endrizzi anche a lei, al suo fianco Luigi Bisato, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto. Una serata come sempre ricca di argomenti, parleremo di politica, della visita di Matteo Renzi in Veneto, ma commenteremo anche l'esito delle votazioni regionali in Sicilia, che ha lasciato sicuramente un po' di mal di pancia all'interno di qualche partito, e poi torneremo ad occuparci dell'ospedale di Padova, anzi del nuovo polo della salute di Padova, in attesa del 27 novembre, data ultima nella quale sarà annunciato il sito dove verrà realizzato da parte della Regione, ma intanto continua il confronto a distanza, maggioranza-opposizione, e ci sono anche alcune novità. Come sempre, in apertura della nostra trasmissione abbiamo il nostro appuntamento con la storia, chiamiamolo così. Allora, iniziamo subito e sentiamo che cosa andremo a ricordare questa sera. Memorandum, storia e memoria. 7 novembre 1917. In Russia i bolscevichi prendono il potere. È l'inizio della rivoluzione di ottobre, atto finale dell'insurrezione iniziata nel febbraio del 17 in Russia. 10 novembre 1483. Nasce Martin Lutero, il padre della riforma protestante, l'autore delle 95 tesi che mineranno il potere temporale e spirituale del papato di Roma. E allora io qua, questa sera ci stiamo limitati a due ricorrenze, ma particolarmente importanti e particolarmente significative, i 100 anni dunque dalla rivoluzione di ottobre e la ricorrenza di Martin Lutero, dunque la nascita di Martin Lutero, ma ricordiamo anche che sono i 500 anni anche dalla pubblicazione delle sue 95 tesi, ma di questo parleremo dopo. Allora iniziamo innanzitutto con la rivoluzione d'ottobre, la rivoluzione russa, lo ricordiamo innanzitutto, introduciamo l'argomento con questo piccolo documentario. E Lenin, che nell'aprile del 17 rientra in Russia dall'esilio, vede in questo dualismo di potere la piena conferma della possibilità di un rapido passaggio dalla rivoluzione borghese, che nel febbraio del 17 aveva abbattuto la monarchia, alla tanto sospirata rivoluzione socialista. Nel settembre del 17 i bolscevichi ottengono la maggioranza prima nel Soviet di Pietrogrado e qualche giorno dopo anche in quello di Mosca. Controllano inoltre i reparti della Guardia Rossa, guidati dai comitati rivoluzionari militari dei Soviet. Siamo così al colpo di stato bolscevico del 24 ottobre, alla vigilia dell'apertura del secondo congresso dei Soviet. Nonostante il loro slogan "Tutto il potere ai Soviet", i bolscevichi prendono il potere prima dell'apertura del congresso. Il Comitato Rivoluzionario Militare del Soviet di Pietrogrado, guidato da Lev Trotsky, dove i bolscevichi hanno la maggioranza assoluta, si incarica di organizzare l'insurrezione. I membri del governo provvisorio non sono in grado di opporsi e vengono arrestati. Il giorno dopo, nel corso della seduta del congresso dei Soviet,
I bolscevichi annunciano che il potere nel paese è passato ai soviet e che il soviet dei commissari del popolo, composto esclusivamente da bolscevichi, ha assunto le funzioni del governo centrale. Capo del nuovo governo è nominato Vladimir Lenin e commissario degli esteri Lev Trotsky. Ma alle elezioni per l'Assemblea Costituente, che ha luogo dopo il colpo di Stato di ottobre, alla fine del 17, i bolscevichi ottengono solo il 24% dei voti, molto meno dei socialisti rivoluzionari, che ne ottengono il 40%. A questo punto i bolscevichi, in schiacciante minoranza, sciolgono senza alcuna esitazione l'Assemblea Costituente e instaurano quel sistema monopartitico che durerà 73 anni. Ecco qua, quindi 73 anni poi di, come dire, di regime che rimane. Allora, la parte curiosa innanzitutto, direi che è bene spiegarla subito ai telespettatori, la questione della rivoluzione d'ottobre che viene ricordata in novembre. Bisato. Sì, in base al calendario. Già, allora, riusciamo a spiegarlo la questione del calendario giuliano? Se c'è qualcuno ecco, non so, di me, magari Endrizzi. Diceva un calendario diverso dal nostro, che poi è stato aggiornato, per cui allora la data era diversa ed erano ufficialmente in ottobre, ma corrispondeva all'attuale 7 novembre. Certo. E quindi febbraio, anche la presa di febbraio, la caduta dello zar, eccetera, in realtà era marzo. E quindi ecco svelato, come dire, no? L'arcano della rivoluzione d'ottobre. Una rivoluzione importante, l'abbiamo sentito anche in questo documentario, perché si instaura un regime che poi resterà radicato per tanti anni, Endrizzi. Sì, è stupefacente come abbia potuto mantenersi così a lungo un regime che di per sé doveva essere provvisorio. Nasce come una dittatura temporanea finalizzata a realizzare e dare compimento alla rivoluzione che portava il popolo, il lavoro e le istanze dell'ex plebe al centro dell'azione politica, ed invece poi si trasforma in una dittatura permanente, ed è sorprendente che sia sopravvissuta così a lungo, perché sostanzialmente era un tradimento delle premesse da cui partiva. Bisato, resta qualcosa ancora oggi di questa esperienza, diciamo? Rimane l'utopia iniziale di pensare che tutta ha un'origine da una dittatura, predittatura, che è quella degli zar, cioè che avevano sottomesso il popolo in maniera brutale e quindi di conseguenza il popolo si è rivoltato. Solo che poi come dire, la voglia di mettere al centro il popolo non è equivalsa con la volontà popolare, e ne è nata un totalitarismo che sappiamo frutto del Novecento e che fa da parallelo ad altri totalitarismi che si sono sviluppati in Europa. Quindi io li vedo sempre come due facce della stessa medaglia, e rimane solo la voglia di mettere al centro realmente il popolo, ma poi si sa che l'uomo, se viene detto in battuta che il peggiore strumento è la democrazia, ma è di fatto il migliore per dare la possibilità che le decisioni non siano prese solo da uno o da qualcuno, da un'oligarchia o da una dittatura. Io quindi non distinguo tra una dittatura rossa o una dittatura nera quando non mette al centro appunto la volontà del popolo, ma ne fa un'oligarchia di pochi che quindi sopprimono gli altri. Chiaramente i 73 anni sono spiegati dai mezzi con i quali si tiene il controllo come dire, militare e non più politico della nazione o delle nazioni. Certo, professor Casa, com'è che si arriva a questo 1917, alla rivoluzione?
Questo ci sono due tipi di storia, c'è la storia quella raccontata dai vincitori e poi c'è la storia reale che spesso non corrisponde. Chiaramente la situazione che si era creata durante la prima guerra mondiale, ma ancora prima nel 1905, che c'è la prima rivoluzione in Russia, c'è un malcontento perché la Russia è un paese medievale. Quindi ci sono ancora i servi della gleba, cioè vuol dire gli schiavi, si possono vendere gli uomini, i contadini si potevano vendere e comprare a seconda della necessità di sviluppare la propria agricoltura. Questo da parte dei signori. Il primo che si ribella a questo è Tolstoi, che cerca di regalare le terre ai contadini. Ma la grande rivoluzione nasce con la prima guerra mondiale. E sicuramente c'erano tutti i motivi per questa rivoluzione avvenisse, perché c'erano i sintomi e c'era la necessità di cambiare un regime. Ma chi innesca il meccanismo, l'esplosione, è la Germania, la Prussia. Perché il buon Lenin, che se ne stava a Zurigo perché era ricercato, tutti sanno il famoso treno che passa attraverso il continente europeo, la Germania, la Danimarca, la Svezia, la Finlandia, arriva fino a Pietroburgo. È un treno che viene finanziato da uno Stato in guerra che è la Prussia, sostanzialmente la Germania. Ma questo non è sufficiente per capire che cos'è la rivoluzione d'ottobre, perché viene accompagnato poi attraverso, si ha traccia sulle varie banche, si ha traccia di finanziamenti che già erano stati fatti prima dell'arrivo di Lenin, successivamente all'arrivo di Lenin di circa 40 milioni di Deutschmark in oro. Per dare un'idea cosa valeva in Russia un Deutschmark, valeva lo stipendio di un operaio di un anno, valeva un Deutschmark in oro. Quindi con 40 milioni il potere di persuasivo del denaro è sempre più grande. Tant'è che quando c'è l'attacco c'è questa rivoluzione d'ottobre, tutti gli uffici si liberano, cioè conquistano qualsiasi posto. Ma perché? Perché tutti sono stati pagati precedentemente e quindi tutti abbandonano il posto di comando e loro, naturalmente, la rivoluzione, che non è una rivoluzione cruenta, non ci sono morti, c'è qualche morto, ma non è una rivoluzione cruenta, è una rivoluzione fatta con il denaro. La rivoluzione cruenta verrà dopo, quando il partito dei bolscevici acquisterà il potere con la forza e farà soccombere tutta l'opposizione, e sappiamo poi della fine che ha fatto Trotsky. Quindi diciamo che è una rivoluzione di denaro più che una rivoluzione, diciamo, chiaramente alla base di questo c'era una necessità di interrompere. Ecco, l'altro aspetto è che buona parte del popolo russo non voleva soccombere alla guerra, però non voleva quella guerra, voleva arrivare a una pace tranquilla, separata. Invece la Germania ottiene quello che voleva, cioè l'abbandono del fronte orientale e quindi la possibilità di riversare tutte le truppe che stavano sul fronte occidentale sul fronte occidentale. E quindi ci sono le premesse, Caporetto è una premessa di questa evoluzione, e così avviene successivamente sul fronte di Metz, Toul e Verdun del fronte francese. Questo è diciamo, l'effetto dirompente strategico di un effetto bellico. Però è un boomerang, perché quel boomerang, che è quel proiettile che hanno lanciato dentro la Russia, che poi rifarà la grande rivoluzione, tornerà poi in Germania e conquisterà il resto dei paesi, ma questa è una storia più complessa. È un'altra storia. Professor Ancona, possiamo aggiungere qualcos'altro?
Sì, è stato detto già molto. C'è da dire che la popolazione voleva cambiare, questo perché nelle rivoluzioni c'è una base di consenso sempre. È stato appena detto che le condizioni erano di veramente medioevo basso e quindi in questa circostanza oltretutto c'era anche una guerra che stava costando milioni tra morti e prigionieri, e i contadini erano stati mandati a combattere, per cui non coltivavano più la terra, non c'era più pane, perché queste sono le cose che sono successe, per cui era una situazione invivibile e quindi la rivoluzione era, direi, quasi necessaria per poter cambiare un sistema che non poteva cambiare, che so, facendo la Duma cosa avevano fatto, ci voleva qualcosa di forte. Dopo, questo è l'inizio, diciamo, ancora a febbraio-marzo, dopo certo a ottobre le cose sono andate come diceva il professor Kasen, cioè è andato proprio così, cioè è stato facilitato il rientro di Lenin per poter avere una pace separata senza condizioni, e Lenin è partito con alcune cose di grande impatto, perché la terra ai contadini, l'eguaglianza uomo-donna, per esempio, prima non esisteva in nessuna parte del mondo, no? E però assieme i tribunali speciali immediatamente, i tribunali gestiti dai bolscevichi e quindi i processi sommari, e poi la guerra civile che è seguita, e con tutto quello che, diciamo, è stata la pulizia di quella parte di Russia che più su un piano di moderazione, di socialismo moderato se vogliamo, e anche compreso una parte di quelle che sono le gerarchie militari, che in qualche modo appoggiava il cambiamento. Io avevo un prozio che era un cosacco del Don, perché mia nonna era russa, quindi lui, poveretto, è stato nelle patrie galere per un bel pezzo, dopo è venuto a morire di tubercolosi in Italia, e quindi perlomeno, insomma, non l'hanno ammazzato, era già qualche cosa, a quei tempi non era garantito, no? Però appunto è stata un'epoca di grandi sommovimenti, una parte, diciamo, origina da una cosa insopprimibile e, come spesso capita, alla fine trova uno sfocio in una dittatura che prima o poi cadeva, questo si sapeva, però se il sistema, e oltretutto anche bisogna pensare che è stato messo in piedi un sistema di governo dittatoriale finché si vuole, ma che è stato in grado anche di così in qualche modo solleticare lo spirito, perché il popolo russo è un popolo, insomma, in ogni petto di un russo batte un animo di contadino, dice è un popolo di contadini, un popolo di terra, un popolo come tutti i popoli di terra affezionato alla terra, quindi il senso di appartenenza alla Russia, anche se in una condizione come quella del Partito Comunista degli anni successivi, però non scalfiva il senso di appartenenza. Questo è stato molto lungo il processo di arrivare poi a scomporre questo sistema di potere messo in piedi dalla rivoluzione di ottobre. Ecco, sulla rivoluzione russa sono stati fatti molti film, alcuni noti, alcuni meno noti. Allora sicuramente molti ricorderanno La corazzata Pochionkin, che fa riferimento alla rivoluzione del 1905, ma poi dopo la rivoluzione del 1917 fu fatto un film intitolato Ottobre, e tra gli altri film anche il film intitolato I 10 giorni che sconvolsero il mondo, un film dell'82 con Franco Nero e Sidney Roma. Noi proponiamo un breve pezzetto che spiega un pochino anche il fatto che era una rivoluzione annunciata, la gente sapeva che sarebbe iniziata. Sentiamo. Per favore, dove vai? Ma dove vivi, compagno? A fare la rivoluzione.
prossima fermata finisce la corsa. Il tram va al deposito. Cosa vogliono quelli? Da quanto ne so, se questa rivoluzione socialista finirà per vincere, vogliono togliere le proprietà ai padroni, le case, le fabbriche, gli stabilimenti, e vogliono trasformarle in beni comuni, di tutti. Ma voi, Ivan Vassilievich, pensate davvero che gente come quella sarà in grado di dirigere lo Stato, di dirigere fabbriche, stabilimenti? Ecco, beh, un brano breve, ma comunque insomma che dà un pochino l'idea sul tram, dove la bigliettaia Franco Nero dice beh, adesso ci fermiamo, poi andiamo a fare la rivoluzione, no? E poi anche questo punto interrogativo, evidentemente guardando gli insorti, diciamo così, ma saranno in grado è molto attuale in realtà questo periodo storico, e fortunatamente che insomma anche grazie a voi che lo ricordate, perché in realtà è molto attuale questa rivoluzione russa, se vogliamo. Nella quotidianità e nella situazione in cui ci troviamo in Europa c'è un continente che non ha un'anima, che non riesce a dare delle risposte concrete alla cittadinanza, ma bensì si accaviglia su puntualizzazioni, su cose di cui la gente poi non concepisce, non capisce, e la verità è che oggi siamo più o meno nella situazione nella quale non si verificherà una rivoluzione ovviamente russa, però ci sono tutti i presupposti perché una rivoluzione possa avvenire ancora oggi in Europa, perché c'è un malessere generalizzato, c'è una situazione economica particolare. Oggi la gente non lotta per uscire dalla schiavitù, ma lotta per poter avere un futuro migliore, per poter dare risposte ai propri figli e per non perdere quei diritti che ha acquisito poi con grandi battaglie che sono arrivate anche da queste rivoluzioni, insomma, delle grandi speranze che si è riposto. Oggi lo Stato sociale si sta sempre meno, no? Sempre di più schiacciando e diminuendo, c'è sempre meno possibilità economiche per le famiglie delle risposte. La grande rivoluzione per esempio dell'autodeterminazione, la chiamo io, delle donne, ha comportato in realtà a costringere la donna a lavorare invece di poter scegliere ad esempio di fare la mamma, ad esempio, e quindi tutte queste rivoluzioni poi in realtà non abbiamo capito davvero se ci hanno dato un vantaggio o meno. Anche le rivoluzioni, se vogliamo, della tecnologia, no? Oggi noi siamo schiavi della tecnologia invece che essere diventati liberi dalla tecnologia, per cui è molto importante, e secondo me tutto questo avviene sempre e comunque quando la politica, una volta erano gli zar, oggi sono i presidenti del Consiglio o si chiamano Unione Europea, ma non danno risposta alla gente, non riescono a fare una buona politica. Ecco che allora oggi i famosi venti che sentiamo sempre parlare dell'estremismo in Europa stanno soffiando, perché si stanno ricreando le condizioni che hanno portato Mussolini a prendere il potere, a Hitler, a Franco, le vediamo, insomma adesso anche quello che è accaduto, adesso questo fa capire anche nella Catalogna spagnola, il fatto che il governo risponda a una questione democratica con la violenza, pensa che la situazione si calmi in quel modo, e l'Europa che dice ma è una questione interna, sì, ma è una questione interna all'Europa, cioè bisognerebbe che cominciassero i governanti e la politica in generale a rispondere in maniera forte, perché il non voto, vedete, cioè il non voto significa che la gente non ha più fiducia di nessuno, cioè della Lega, del 5 Stelle, del PD, non ha fiducia di nessuno, quindi quelle diventano delle frange pericolose e ingestibili. Luciani ha introdotto una serie di temi, Pisato, vogliamo brevemente magari, cosa dice? C'è qualcosa di il parallelismo è ardito, capisco tuttavia l'analisi che viene fatta, e su certi passaggi non dico che la condivido, ma nel senso che va interiorizzata, certo non riferendola alla rivoluzione russa.
Poi se arriviamo ai giorni nostri e analizziamo ad esempio quello che sta succedendo in Spagna, va anche detto che ci sarà pur l'autodeterminazione dei popoli, ma lì hanno fatto un referendum quando la Corte Costituzionale spagnola ha detto che non potevano farlo. Allora, è pur vero che avranno buoni... La rivoluzione russa non era prevista, te lo garantisco, dalla Costituzione o dalle regole dello Stato quando russo. ci si dà delle regole... La Costituente viene sostituita da un'altra. Sì, ma la Costituzione per antonomasia è la legge delle leggi, no? E anche quella è cambiabile. Voi l'anno scorso, adesso non buttiamola sulla politica contingente, ma l'anno scorso dicevate che una modifica della Costituzione sembrava che fosse come dire, lo sconvolgimento del sistema democratico, quando invece tu stesso dici che siccome non è il diritto naturale, cioè che qualcuno è imposto dall'alto, ma è dato è positivo, cioè vuol dire che è dato dagli uomini o dalle prassi o dalla modifica di una norma. Adesso la stiamo facendo forse più difficile di quello che serve ai telespettatori, però me l'hai risposta sulle botte, cioè, no, questo è il tema. Io l'ho detto anche in altre sedi, quindi ci mancherebbe, lì ha sbagliato in pieno Rajoy e si è tirato la zappa sui piedi. Altrettanto servirebbe, ecco, questo sì, servirebbe che chi incarna le istituzioni avesse un senso di responsabilità che va oltre il chiedere il voto del giorno dopo. Questo è il vero dramma del sistema politico internazionale a questo punto, nemmeno europeo, perché guardiamo quello che succede negli Stati Uniti d'America, qui è l'esemplificazione di cosa significa solo parlare alla pancia della gente e aspettarsi il ritorno del minuto dopo, non dei 10 anni dopo. Certo. Endrizi. Parlare alla pancia delle persone, mi verrebbe da parlare della legge di bilancio, ma fermiamoci qua perché la deriva altrimenti, cioè, stiamo cercando di recuperare una memoria e invece cerchiamo poi dei collegamenti così. Dice che sono difficili, diciamo. Noi non abbiamo nemmeno idea di quelle che fossero le condizioni di vita nei primi anni del Novecento. In Russia poi paragonabile, non abbiamo idea noi. nemmeno di quelle che erano le condizioni in Veneto nel primo dopoguerra, quando i nostri emigravano perché qui c'era fame, malaria e pellagra. Io credo che comunque sì, si può anche accettare che il progresso, noi siamo interpreti di una visione della storia che dovrebbe cercare di il progresso secondo, diciamo, un percorso graduale, democratico, senza traumi. Siamo interpreti di un malessere generale, di un desiderio di cambiamento che vorrebbe realizzarsi riportando consapevolezza e partecipazione anziché le derive pericolose che noi abbiamo visto anche in alcuni paesi in Europa. Io non posso pensare oggi che quello che allora poteva essere non la dittatura ma era una monarchia in Russia è diventata poi anacronistica, scollegata dal paese, non abbia semmai un legame con l'attualità, col sistema dei partiti che sono totalmente scollegati dalla realtà del paese. Ecco, in questo senso serve una rivoluzione, ma nel senso di rivolgere, di riportare ciò che sta sopra e è stato invece tenuto sotto al vertice, cioè dare attuazione al principio cardine della nostra Costituzione, l'articolo 1, la sovranità appartiene al popolo, altrimenti democrazia rimane un concetto vuoto. Professor Ancona. L'attualità allora. Sì, beh, è stato Luciani ha lanciato un po' questa, no? Sì, abbiamo ecco. cercato di capire se ci sono questi segnali, no? Comunque uno scollamento tra chi governa, e bisogna vedere se chi governa sono veramente i politici o i partiti politici o non sono quelle poche persone che muovono l'ebbe di enorme potere finanziario in tutto il mondo, pochissime persone, per cui tanti governi sono in realtà condizionati e condizionabili da questo potere, e questo può creare, per conto mio, nei cittadini una sensazione di non essere più difesi, cioè quando le banche fregano insomma, diciamo un termine volgare ma sostanziale, no?
quando le banche fregano i cittadini e non si sa chi invece ha usufruito di prestiti non garantiti per fare chissà che sconcezze di investimenti finanziari con i soldi dei cittadini dati alle banche, e tutto questo rimane nel vago, non si capisce chi è responsabile, chi certo, è non si trova poi quello che è. Allora si crea un clima perché ogni cosa va attualizzata. Qui è chiaro che tutti vivono meglio di quello che non era la vita nei primi del Novecento nel Veneto, o anche dopo la guerra ultima nel Veneto, come è stato ricordato, è veramente Polenta, Sardelon e Pelagra era, oppure i primi del Novecento in Russia. Però il fenomeno che si realizza ha delle analogie, cioè quando uno dice ma questo governo, chi ci governa mi lascia allo sbando, mi lascia non protetto, non so da come e il cittadino non si sente allora tutelato, non si sente rappresentato. Delle situazioni per cui il cittadino non difende più il governo, l'ordine istituzionale, l'ordine istituzionale in atto non è più sentito proprio, non è più difeso. E questo è un rischio perché, per carità, finora ci è andata sempre bene, ma quando sono stati presi dei poteri nell'Europa del secolo scorso, intendo delle dittature poi sfociate come quella in Italia o come quella in Germania, all'inizio nessuno poi avrebbe pensato che sarebbe successo così. Eppure i cittadini erano tutto sommato favorevoli. Certo. Professor Casa. Ma allora è una bella scommessa. Allora noi chiediamo periodicamente, la politica chiede periodicamente ai cittadini una delega e quindi è lo Stato ed è il governo che deve dare una risposta ai cittadini a sua volta. Ci troviamo di fronte a una delega che viene tradita, soprattutto in questo periodo, e quindi il cittadino si trova spiazzato. Io vorrei fare una premessa: si chiama riforma se il mutamento viene dall'istituzione, si chiama rivoluzione se il mutamento viene dalla gente. Allora c'è da domandarsi, con questa legge elettorale il cittadino è in grado di esprimersi o gli togliamo il potere? Allora come fa il cittadino a rivalersi? I casi sono due: non va a votare o fa una rivoluzione, perché quale altro mezzo gli è possibile per dire le cose non vanno come dovrebbero andare e invece voglio che cambino. E il cambiamento, per esempio è quello che diceva il professor Ancona, è quello che non c'è un controllo laddove uno lavora per una vita e ha messo via. Io ho vissuto questo periodo perché ho seguito le varie assemblee della Banca Popolare di Vicenza, dove uno ha messo via 50.000 euro in una vita e gli sono spariti di mano. Cioè aveva messo via magari per il figlio, addirittura una signora aveva 150.000 euro e ha detto voglio ritirare, cambiare i titoli perché devo comprare l'appartamento a mia figlia. Ha detto no signora, i titoli sono sicuri, le facciamo un prestito, lei si è trovato un debito e un buco. Non è successo nulla. Si stanno litigando tra Banca d'Italia e Consob di chi è la colpa. Cioè, due colpevoli che non sanno dire chi dei due è più fetente. No? È una cosa allucinante e noi siamo tranquilli, guardate che c'è un silenzio mostruoso. Vero, però è anche vero che quando c'erano le assemblee al presidente Zonin, sembrava lo portavano, era osannato come fosse il messia. Quindi l'avrei osannato anch'io se quello che mi diceva Zonin non veniva smentito dalla Banca d'Italia. Io Zonin io ho conosciuto suo padre, no, non ho conosciuto questo, ma non mi sembrava che facesse delle cose strane. Beh, è chiaro che se chi controlla la banca, che a sua volta è controllore della banca, la Banca d'Italia,
Banca d'Italia non è dei cittadini, Sì, però è delle banche. anche su questo Quindi chi è che va a controllare i bisogna che controllori? cominciamo a dirci che quando è stata fatta la riforma delle popolari, il giorno dopo c'è un video che gira anche in rete del nostro governatore che va a dire in un pubblico consesso: ma com'è possibile nel nostro glorioso Veneto che vengano a metterci ste leggi che non possiamo più decidere a casa nostra, quasi adesso mi scuso con Alain Luciani che è qui presente, un Paroni a casa nostra, e poi ci siamo resi conto che la banca era strapiena di crediti inesigibili, NPL, adesso ognuno li chiami come vuole. Allora, capite che tutto si tiene, perché se noi parliamo di riforme, giustamente il professore parla di riforme, quella era una riforma, magari impopolare, adesso il gioco di parole con la banca popolare, però abbiamo capito poi che in un sistema più ampio di come dire, regole europee, perché Basilea 1, 2 e 3 è stato imposto praticamente dall'Unione Europea, per cui tutti i crediti di una banca devono essere certificati in modo che uno non dica che ha un patrimonio che esiste e in realtà non esiste nulla, perché è costituito da crediti che puoi mettere nel cestino. Allora, queste regole sono messe per tutelare obiettivamente i risparmiatori. Quando te le mettono... Avete votato il bail-in che ha stabilito che a rispondere siano delle malefatte delle banche gli azionisti, dimenticando però che in una truffa di questo tipo gli azionisti lo erano contro la loro volontà, perché se io non sono in grado di andare a riscuotere il credito alle mie azioni perché me lo impedisce in maniera truffaldina, mi dici che mi conviene fare un debito. Per onestà, per onestà intellettuale non è che possiamo mettere tutto il contrario di tutto in un bicchiere d'acqua. Allora, basta che sia acqua, però non mi fai bere la cicuta. No, però il bail-in e hanno fatto bere la cicuta ai risparmiatori. Per fortuna chi ha votato in Italia le leggi... lo Stato ha salvato quelle banche, perché ma con i soldi di chi li ha salvati? Con soldi di chi? Ma allora non si tiene il ragionamento di prima, non è che può starci tutto il contrario di tutto, non è che possiamo dire che il bail-in era il bail-in, spieghiamolo, sopra i 100.000 lo Stato doveva tutelare i truffati, perché se io sono un investitore, sono uno speculatore e acquisto azioni di una banca, io sono responsabile del rischio che mi assumo, ma non sono responsabile della truffa che viene messa in atto. E al di sopra della banca e al di sopra si sta costituendo un fondo appunto per quelli che non hanno fatto speculazione ma si sono trovati gabbati. Ma le responsabilità, abbiamo chiesto una commissione d'inchiesta per accertare le responsabilità ed è arrivata dopo mesi e mesi che lo chiedevamo, in fine di legislatura, mettendoci a capo casini, sapendo che così si mette un bel tappo e non si arriverà a attribuire un bel nulla. Avete appena confermato Visco a capo della Banca d'Italia dopo le responsabilità che aveva. 12 o forse più decreti sono stati emanati salva banche, nulla per tutelare i cittadini. Non è così che si comporta uno Stato responsabile verso i propri elettori, quantomeno, chiamiamoli cittadini, ma così li si tratta da sudditi. Spiegate cosa avreste fatto, il bail-in l'avreste fatto o no? No. No. Avreste salvato le banche sì o no? Allora, dobbiamo... perché bisogna essere chiari, non è che si può dire una roba e anche il contrario di quella. O una banca la salvi perché devi salvare i correntisti e metterai in galera chi ha provocato la quei buchi. banca la salvo nazionalizzandola. Nazionalizzandola, bene. Sì. L'importante è che i telespettatori sentano che va nazionalizzata la banca. Quindi praticamente... No. Allora, chiedo scusa, ma perché io devo mettere soldi dei cittadini? Li abbiamo messi a prestito, ricordo che ad esempio per le due banche è un prestito che ritornerà con la vendita degli NPL, vendendo i crediti deteriorati, che sappiamo che non tutti sono deteriorati e qualcuno su quello ci guadagnerà anche, perché sono stati messi sul mercato al 5% del valore, quando invece valgono molto di più, perché vai a stabilire quello che è proprio un credito da buttare via, un mutuo che non ti ritornerà mai, e invece dentro là c'è anche quello che continuerà con difficoltà ma pagherà fino alla fine. Nel rientro di quegli NPL restituiranno, come è successo guarda caso anche a Napoli, in Campania, ritorna tutto quello che è stato il credito fatto a alla banca intesa. Esempio finale, continuano a dire in giro per l'Italia che l'MPS è il più grande disastro delle banche nazionali.
lo Stato ci ha guadagnato dall'investire in Monte dei Paschi di Siena con la prima tranche di Monti. Questo perché i telespettatori altrimenti sono riempiti di informazioni che si chiamano fake news. Decine di miliardi avete messo nel sistema bancario senza ottenere per salvare l'Italia, come ha fatto la Germania. Ma il credito è ripartito il credito. Abbiamo banche che non erogano. La causa dell'inizio della crisi in Italia economica, perché proprio le banche, le Volksbank, le banche popolari, ma se sta in Germania a salvare per prima le banche delle casse di risparmio piene, e poi hanno cambiato la legge. Erano le banche popolari tedesche, che sono molto più indebitate di quelle italiane, la gran parte, erano piene cariche di titoli italiani. A un certo punto, proprio per il tema Basilea eccetera, hanno messo sul mercato una montagna di titoli italiani, hanno fatto crescere quel famoso ventaglio e hanno fatto crescere quindi l'insicurezza sul tema, su quello che era la stabilità del paese Italia, perché è un po' come l'oro: se tu metti nel mercato una montagna di oro, il prezzo dell'oro cala, cioè è naturale. Quindi a quel punto è successo, la stabilità del sistema italiano è stato messo in discussione, in difficoltà, e da lì c'è stata tutta la speculazione incredibile, allucinante. È stato un disegno, ma questo lo sappiamo tutti, insomma, ecco, per salvare le banche popolari tedesche. Professore Ancona. Sì, come con la Grecia, che noi non c'eravamo lì dentro. Tornando al discorso che stavamo facendo sul feeling, come sentono i cittadini, no? Perché questo della banca, se la guardiamo a livello europeo, no? Ci fa pensare che una volta perché si facevano le guerre? Per avere il potere su altri stati, su altre popolazioni che venivano sfruttate a vantaggio dello stato vincitore della guerra, usando i carri armati, le V2 eccetera. Oggi non c'è bisogno di usare, non è necessaria la bomba atomica, può bastare un sistema come quello economico che per esempio c'è al momento in Europa. Lo dico con dispiacere di uno che quando era alle scuole medie, al liceo, scriveva i temi sperando nell'Europa come un mito che superava le guerre possibili in Europa eccetera. Io devo dire che oggi mi sono convinto che la guerra c'è stata, l'hanno già fatta alcune guerre più o meno piccole. Una guerra l'hanno fatta quando hanno buttato fuori l'Italia dalla Libia, lì era l'Inghilterra e la Francia, hanno fatto guerra all'Italia. Poi la Germania adesso ha fatto guerra a tutti e, come spesso succede con la Germania, sta vincendo. Tutto questo per dire che alla fine non ci si può stupire se il cittadino se ne frega dell'Europa, ma io devo dire che capisco che possiamo fare difficoltà a venirne fuori, perché non è facile, abbiamo dei vincoli, ormai abbiamo la moneta, cioè non è che si possa dire usciamo fuori dall'Europa, però mi sento un fregato, francamente mi sento uno sconfitto e so chi mi sta governando. Vuoi chiudere lei, questo giro andiamo in pubblicità. C'è sempre di mezzo la Germania, nella diciamo mancata coesione torniamo alla storia dell'impero russo che aveva creato lo zar, quindi questa discrasia, è nata una rivoluzione, cioè c'erano i presupposti, ma è stata fatta perché il signor Krupp ha tirato fuori milioni perché il signor Hindenburg, che era il generale, e l'imperatore germanico diceva i nemici dei miei nemici sono miei amici. E siccome i nemici dei suoi nemici era Lenin, l'ha finanziato e ha fatto la rivoluzione e ha eliminato, perlomeno in quel momento, un possibile avversario. Io non vorrei che tutta questa sorta di incoerenza che c'è in Italia non sia soltanto del malcontento degli italiani, ma sia fomentata, come non si sa come può essere fomentata la stessa cosa che sta succedendo in Spagna. Allora, siccome il buon Manzoni diceva che l'inferno è lastricato di buone intenzioni, tutti hanno buone intenzioni, è l'esito finale o come vengono gestite queste buone intenzioni che creano il danno effettivo di una rivoluzione che è andata alla rovescia.
perché se vinceva il Partito Socialista Rivoluzionario probabilmente la Russia avrebbe passato di sedi, ma non si può fare la storia, ma aveva dei buoni presupposti per arrivare a una evoluzione e non a una rivoluzione, perché sicuramente non era quello che Lenin e poi Trotsky e poi Stalin successivamente ha creato in Russia e quindi l'Unione Sovietica. Allora, se la storia insegna, cerchiamo di capire che non è ribaltando i sistemi che noi funzioniamo, e soprattutto che la saggezza, a mio convincimento, è sempre del popolo. Allora, se noi facciamo delle vere, reali, realistiche elezioni, abbiamo dei risultati reali. Se invece facciamo delle leggi strane per andare a votare, allora avremo dei risultati strani e non risolveremo il malcontento delle persone. Terza cosa, bisogna che la giustizia funzioni, perché è vero che la giustizia in Italia è sempre l'ultima ratio, però attenzione, non è perché finalmente la giustizia fa qualcosa allora ci attacchiamo alla giustizia. La giustizia non funziona, ma viene deliberatamente non fatta funzionare, perché non è che 4 procuratori a Vicenza riescono a dipanare il groviglio di una banca che per 20 anni ha fatto strage dei soldi dei cittadini. E voglio dire l'ultima delle popolari di Vicenza, ma la Banca d'Italia non se ne accorgeva. Andavi a domandare un prestito, ti do 100.000 euro di prestito e tu mi sottoscrivi 200.000 perché 100.000 mi sottoscrivi le mie azioni. Oh, questa è truffa. Ma se ci fosse Mani Pulite oggi, tutta quella gente prima va in galera, dopo parla. Poi il problema si risolve subito, perché se io vado a cercare il colpevole girando le scartoffio, ci metto non una vita, ci metto un secolo. Allora, Mani Pulite ha funzionato in maniera molto semplice. So chi è stato, 1, 2, 3, 4, lo metto dentro finché parli, poi ti lascio andare e via così. Bene, adesso abbiamo una brevissima replica. Velocissimo. La soluzione a una banca in dissesto, se deve essere salvato per l'equilibrio del sistema, lo Stato interviene con soldi propri, che sia a debito o che sia a fondo perduto, a me non interessa. Quando è lo Stato ad accollarsi il rischio dell'operazione, lo Stato deve anche, quindi i cittadini devono anche essere i beneficiari. Non può essere che il rischio diventa pubblico, cioè nostro, e il vantaggio diventa privato, cioè della banca, ed è questo che era fatto recentemente. Allora, noi abbiamo bisogno non soltanto di un sistema bancario in salute, ma che il sistema economico sia in salute. Per esserlo bisogna che il sistema bancario sia il suo servizio, bisogna che le banche tornino a erogare credito, separare le banche d'affari dalle banche che fanno finanziamenti alle imprese. Questo noi abbiamo, questo allora ci porta ad avere una ricaduta positiva e a dare alle banche una funzione anche per il bene collettivo, altrimenti è speculazione, altrimenti si degenera dei fenomeni di truffa. Io sono controcorrente, se una banca non funziona e va male, è in dissesto, chiude come tutte le altre attività. Ma io devo tutelare i risparmiatori. Certo, ma siccome è prevista dalla Costituzione la tutela del risparmio, c'è qualcuno che controlla, si chiama Banca d'Italia, non l'ha fatto. Ci sono responsabilità penali, ce l'ha, però qualcuno risponderà. Mi spiace che Zaia sia intervenuto in una. Se una banca va male, chiude come chiude il fornaio che non riesce a pagare i conti, chiude come il negozio d'abbiamente che non ce la fa a pagare i suoi conti, che non riesce a pagare più i dipendenti, chiude. La banca non è un dogma, la banca non è una chiesa, non è un dogma e non è un'istituzione, è un'azienda privata che fa nel frattempo profitti. Ti ha erogato un bel mutuo, non ti ha erogato il mutuo, quella banca lì, siccome è fallita, il tuo mutuo è carta straccia, nessuno ti garantisce. La casa me ne farò una ragione. No, non è proprio così semplice. Guarda che andiamo in pubblicità, abbiate pazienza, ma il tempo scappa via, abbiamo ancora parecchie cose da dire. Adesso ritorniamo per parlare di una riforma o di una rivoluzione, anche qui che nasce, e ritorniamo in Germania tra poco con Martin Lutero.